Ha tentato di accoltellare la moglie davanti ai figli minori al culmine di una discussione scoppiata per futili motivi. Solo il pronto intervento di un amico di famiglia che era presente al momento dell'aggressione ha evitato il peggio e così un 49enne di Tombolo è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti. La donna ha avuto il coraggio di denunciare la violenza solo all'indomani, ma la testimonianza dei figli e del conoscente ha permesso ai militari l'arresto in flagranza differita, una procedura possibile grazie alle ultime normative inserite nel codice rosso. Purtroppo questa storia è capitata a Tombolo, è solo l'ultimo episodio di violenza di genere nel nostro territorio. Dall'inizio dell'anno nella provincia di Padova sono già stati 6 interventi dei carabinieri, quasi uno al giorno. Domenica un 60enne padovano infatti è stato denunciato e allontanato da casa per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la moglie davanti ai 3 figli minori. Il giorno dell'Epifania a Vigo d'Arzero un episodio analogo, un 25enne aggredito con pugni al volto e alla testa la convivente sempre davanti ai figli minorenni. Le botte e i soprusi duravano da un anno e così il 25enne è stato imposto il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento. Il giorno prima a Campodarsego un uomo violento è stato denunciato per le sue continue aggressioni. Il 3 gennaio invece a Vigonza un padre di 48 anni è stato denunciato per aver picchiato la figlia minorenne scoperta mentre chattava con un coetaneo. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo. I carabinieri hanno scoperto che il padre l'aveva promessa in sposa ad un cugino contro la sua volontà. Infine il 2 gennaio a Casale di Scodosio un 52enne è stato denunciato perché il giorno di Capodanno aveva aggredito la moglie che è stata così portata in una struttura protetta.